Buongiorno a tutti e benvenuti a questo nuovo appuntamento con Caffè Italia. Vedete già gli ospiti collegati con noi. Questo è uno spazio virtuale, un caffè che non vuole perdere la buona abitudine di trovarsi a commentare le prime notizie appunto dei giornali facendo assieme colazione. Ecco, vi presento velocemente gli ospiti. Filippo Pavan Bernacchi, che ormai conoscete, imprenditore, e parleremo anche un giorno anche della tua esperienza come scrittore, e nonché sei anche un opinionista, spesso infatti lo vediamo, Filippo, lo ascoltiamo anzi a Radio 24. E poi abbiamo Roberto Iseppi. Buongiorno Roberto. Buongiorno. Roberto Iseppi, titolare del Castello di Bevilacqua, una realtà prestigiosa in ambito turistico e non solo, della zona di Verona, Bevilacqua appunto. Ecco, molto velocemente vi faccio un po' il riassunto di quelle che sono un po' le notizie, dopo magari anche te Filippo e Roberto mi dite se avete condiviso anche voi in questa mattina, avete sentito, letto magari i giornali. Le notizie di oggi: abbiamo sentito di quel lotto ritirato da parte delle autorità per quanto riguarda il vaccino AstraZeneca. Tutti stiamo aspettando quello che potrebbe essere il nuovo decreto da parte di Draghi, con le chiusure previste. Mezza Italia dovrebbe passare addirittura in zona rossa, e quindi diciamo queste sono un po' le due notizie più importanti. Ecco, Filippo, su quale ti saresti focalizzato te oggi? A me è caro il discorso del vaccino incriminato AstraZeneca, perché proprio ieri mio figlio lo ha fatto, perché mio figlio adesso è militare in questo momento, per cui i militari sono tra i primi che ricevono il vaccino. E proprio ieri, mentre non avevo possibilità di contattarlo, leggevo queste notizie che la Danimarca aveva bloccato questo vaccino assieme ad altri paesi, che poi Draghi ha avuto delle rassicurazioni dalla Commissione europea, però c'è tanta preoccupazione perché questo lotto, parlano di lotti incriminati, sono due lotti, uno all'estero e uno in Italia, ci sono dei decessi, c'è un militare di 44 anni italiano, un poliziotto di 50 anni, poi ci sono altri casi all'attenzione. E senza creare allarmismo, non è dimostrata naturalmente la causalità tra la somministrazione del vaccino e il decesso, però è attenzionato dalla magistratura, sono già partiti i primi avvisi di garanzia e quindi c'è grande preoccupazione perché tutti ci dobbiamo vaccinare e vogliamo tutti vaccinarci con dei vaccini sicuri. Certo, questo non aiuta la già difficile campagna di vaccinazione. Ecco, prima di andare appunto in profondità su questi temi, vorrei presentarvi meglio Roberto Iseppi. Roberto, la tua è una realtà che fa parte di uno dei settori più colpiti proprio dalla pandemia, che la tua realtà proprio li raggruppa tutto, c'è turismo, c'è convegni. Ecco, spiegaci un attimino qual è, diciamo, l'entità della tua attività. Noi siamo una struttura che è nata sulle ceneri di un castello da ristrutturare. Abbiamo ristrutturato in 10 anni e poi in 20 anni abbiamo portato avanti un'attività che è quella della ristorazione dedicata al mondo matrimoni in prima persona e poi nel settore della ristorazione à la carte e poi un'apertura di camere, una decina di camere per quanto riguarda il settore alberghiero turistico ricettivo, e per cui noi siamo stati devastati da questi lockdown, e non solo lockdown, diciamo anche questa paura che si è innescata ormai da un anno e che ha portato a un blocco mentale delle persone, per cui non hanno la predisposizione a poter uscire, a poter fare degli eventi con assembramenti. Quindi nonostante noi abbiamo ovviamente i protocolli nel momento in cui si poteva lavorare, perché calcolare abbiamo lavorato sino a 2 mesi e mezzo, 3 in un anno, è stato ed è ancora molto molto difficile.
Ecco, per chi non conosce la tua realtà, io invito veramente ad andare sul sito di internet, appunto, a vedere Castello Bevilacqua per capire di cosa stiamo parlando, perché la tua è una dimora storica. Non voglio neanche pensare ai costi di gestione che ha un'attività del genere, e tenere le chiavi spente di un'attività così, insomma, anche Filippo, ovviamente, che è un economista, sa queste cose, quanto difficile possa essere. Ecco, Roberto, ci puoi dare in linea di massima quello che può essere anche il danno economico in percentuale rispetto a un anno tradizionale come è il 2019 sul 2020? Guarda, noi mediamente facciamo intorno ai 2 milioni di fatturato e l'anno scorso ne abbiamo fatti 700, quindi sono 65% di fatturato in meno. Un'azienda non può sopravvivere con cali di fatturato di questo tipo. Ci sono dei costi fissi che noi minimo sono sul 30%, noi abbiamo quindi una media di 50, 60, anche 70 mila euro al mese di costi fissi, e se non ci sono entrate, ti faccio solo un esempio: dicembre di quest'anno, lockdown pieno, 180.000 euro di uscite finanziarie contro 20.000 euro di incassi legati a 10.000 di vendite delivery e 10.000 di caparre. Quindi significa che ci abbiamo tirato fuori di cassa 160.000, e dove sono venuti fuori? Da quello che avevamo messo da una parte e da altre smobilizzi. Abbiamo venduto auto d'epoca che avevamo nel nostro portafoglio, abbiamo venduto addirittura mobili antichi, cioè abbiamo dovuto vendere dei nostri beni per poter coprire le spese, le uscite finanziarie legate alla gestione obbligatoria. Ti faccio un esempio: l'Enel, noi di solito spendiamo 12.000 euro, stando fermi abbiamo speso 5-6.000 euro di bolletta, però non ce l'hanno, cioè, hanno rateizzato con le classiche rateizzazioni di 4 mesi come in pre-Covid, quando invece secondo me il governo doveva imporre a queste forniture un minimo di rateizzazioni più ampie, se no anche addirittura dei contributi a fondo perduto per poter coprire queste spese, che sono tra l'altro non consumo di energia, ma sono fissi che vanno poi, i famosi fissi, dove noi, non consumando neanche un kilowatt, comunque abbiamo 5.000 euro al mese di fissi, per darti un esempio. No, credo che sia appunto l'emblema di quanto appunto danni appunto fanno queste chiusure. Ovviamente, se non dall'altra parte non c'è un veloce ristoro ma adeguato. Abbiamo capito quanti sono i costi fissi. Filippo, credo ci sia veramente poco da aggiungere ad una fotografia di questo genere, quando appunto ci troviamo a parlarne ancora, però a un anno di distanza. E nei giornali anche di stamattina c'è qualcuno che inizia ad alzare un po' la testa e dire sì, cambiato troppo poco, e sotto il mirino c'è appunto sono cambiate tante cose, però non è cambiato il ministro Speranza, e tanti puntano il dito anche sul CTS. Filippo. Allora, i ristori, o come vuoi chiamarli, sono un po' una presa in giro, perché i soldi non ci sono nella misura in cui gli imprenditori e tutti gli operatori che vengono danneggiati hanno bisogno delle misure di sostegno, prima di tutto nell'immediatezza dei pagamenti, che non avviene, e secondo nella quantità che non c'è. Per cui in questo momento abbiamo l'Italia divisa in due. Mi piace ancora ricordarlo: abbiamo tutto il settore pubblico, quindi i dipendenti statali che non hanno avuto nessun tipo di danno, e tra cui anche i nostri politici, quindi senatori, deputati, eccetera, che anche a livello di esempio avrebbero dovuto autotassarsi per partecipare alla crisi di tutto il paese. Invece abbiamo un settore che è il pubblico, che non ha avuto nessun tipo di ripercussione, il settore privato che è lo sfacelo, perché anche il blocco di licenziamenti è una misura assolutamente, e l'Italia è uno dei pochi paesi al mondo che l'ha adottata, che appena siccome non può andare avanti in eterno, quando si sbloccherà e quindi sarà possibile licenziare, ci sarà un ulteriore disastro della nostra economia.
E purtroppo abbiamo visto che il governo è stato assolutamente inadeguato, e anche il fatto che Conte ha poi alla fine dato le dimissioni è un po' la cartina di tornasole, che tutti i provvedimenti che hanno fatto, abbiamo speso centinaia di milioni di euro per i banchi a rotelle per la scuola, no? Che adesso li stanno togliendo perché fanno venire la scoliosi ai ragazzi, no? Per cui abbiamo visto una serie di provvedimenti sconclusionati, scordinati, non c'è una cabina di regia, c'è un casino tra le regioni e lo Stato. Abbiamo visto il piano vaccinale, che è un disastro sia per i nostri rapporti con l'Europa, sia con la distribuzione fisica dei vaccini. Quindi adesso abbiamo anche questo Recovery Fund, no? Abbiamo questi 218 miliardi che arriveranno e dovrebbero essere per le imprese come quella di Roberto, ma questi 208 miliardi, metà sono un risparmio di interessi passivi e quindi non li vedrà nessuno. Dell'altra metà mi faccio il segno della croce, perché vedendo come di solito spendono i soldi in Italia mi viene male a pensare come li spenderanno, e con l'aggravante che non sono prestiti a fondo perduto che ci dà l'Europa, ma dovremmo restituirli, per cui le generazioni future stiamo ipotecando il loro futuro e dovranno restituire questi soldi. Io confido veramente in Draghi, anche se purtroppo la squadra di governo non hanno avuto il coraggio di rinnovarla completamente, sono quasi tutti gli stessi. Confido che ci sia una grossa discontinuità col passato, perché nella gestione dell'emergenza abbiamo visto, secondo me, il peggio del peggio che si può fare. Certo, guarda, aggiungo solo questo, se pensiamo che ieri in pompa magna hanno fatto vedere i primi vincitori della lotteria degli scontrini, 5 miliardi su questa attività tra cashback e lotteria degli scontrini, che secondo me dovrebbero andare invece direttamente a sostegno delle aziende, perché penso, Roberto, credo che sia veramente difficile far fronte anche a quelli che sono gli impegni con gli istituti di credito. Ma lì siamo completamente bloccati. Ti dico, allora i ristori sono una presa in giro, perché dare il 3-4% del danno è ridicolo. Noi abbiamo preso 40.000 euro in 4 tranche, perché hanno calcolato il famoso 10% sul mancato, differenza di mancata vendita solo del mese di aprile del 2020, la gente probabilmente non lo sa, e quindi hanno applicato solo il 10% su quello, per cui noi, avendo perso 120.000 euro nel mese di aprile, noi abbiamo preso 12.000 euro a luglio, poi ne abbiamo presi il 200% che diceva Conte, che sono il 24.000 euro a novembre, e poi 12.000 euro a metà gennaio. Nel frattempo noi abbiamo perso 1 milione di euro, per cui con 40.000 euro, 48.000 euro di ristori contro 1 milione di euro che li abbiamo coperti per il 50%, con smobilizzi nostri, il 50% sono lì che aspettano, perché abbiamo fortunatamente fornitori che sono, diciamo, da anni che ci seguono, per cui siamo tutti sulla stessa barca e ci diamo una mano. Le banche non aiutano nulla, perché anzi hanno adesso il divieto di finanziare il settore oreca, albergo, ristorazione e turismo, perché avendo questi cali di fatturato ritengono non in grado di rimborsare il debito. Pertanto stanno dando l'antibiotico a chi ha 36 di febbre, chi ha 38 di febbre invece lo lasciano morire. Questa è la realtà. E con il Draghi al momento, a oggi, visto che si parla tanto ma poi contano i fatti e non le parole, a oggi non abbiamo cambiato nessun tipo di passo, anzi, quindi io spero bene che ci sia un cambio di passo concreto, ma di fatti e non parole, perché altrimenti ci sarà non più una resilienza ma una resistenza, e forse anche, non dico altro. Ecco, alla luce dei fatti appunto di oggi, per questa sera penso sia previsto proprio il nuovo decreto restrittivo, forse il Veneto rimane in zona arancione, però appunto la tendenza è al rosso. Cosa significa questo anche per te, Roberto, che avete provato a fare, mi dicevi, del delivery, però con una struttura come vostra è più, diciamo, un'azione quasi di facciata, per dire che ci siamo, che non
qualcosa di concreto dal punto di vista economico? Sì, assolutamente sì. Cioè, ti faccio un esempio, appunto, a Natale di solito fatturavamo intorno alle 20.000 euro solo il giorno di Natale, abbiamo fatto 500 euro di delivery, per darti un confronto nella realtà, per cui adesso ci stiamo inventando di fare anche il sushi di carne, perché abbiamo una cucina in cui abbiamo dei cuochi veramente bravi, sono a casa, vengono a chiamata in caso di necessità, ma sono se no in cassa integrazione, che per carità l'unico, diciamo, sostegno vero che abbiamo ricevuto come aziende, però devo dire anche che i nostri collaboratori da 1.200 euro di stipendio prendono 500 euro devono vivere con 500 euro, quindi queste persone hanno un mutuo, magari spesso, quasi tutti ce l'hanno, e quindi con la cassa integrazione se no pagano il mutuo, perché non tutti hanno ricevuto la moratoria, perché la moratoria l'ha fatta solo sulla Battini, quindi chi aveva la prima casa ha avuto la moratoria, chi per carità aveva una seconda casa magari perché l'altra aveva un'intestazione del genitore o chissà cosa, non ha quindi avuto questo beneficio, per cui la situazione è molto difficile. Con il delivery non è la soluzione, non è la risoluzione, è un tentativo di facciata, appunto di ristalli di marketing e di provare a portare a casa qualcosa, perché c'è proprio il problema che le casse sono vuote, per cui noi abbiamo avuto la fortuna di avere dei beni in qualche modo alienabili con grande difficoltà, perché li abbiamo svenduti oltre il 50% in certi casi, in certi momenti, ma chi non aveva quelli era già fallito. Cioè, se io non avevo le macchine da rivendere, avevo le cambiali piuttosto che gli impegni, mi tagliavano la corrente, e dopodiché andare in protesta, e cominciava tutta un'escalation che con i momenti da adesso non ti aiuta più nessuno. Per cui voglio dire, queste sono situazioni che altri colleghi hanno già vissuto, hanno già chiuso, hanno fallito, altri sono lì che stringono i denti come noi, ma non c'è più tempo, ormai la deadline è già stata sorpassata, quindi non hanno più tempo. Il governo Draghi non può aspettare ancora, parlare di sostegni che ora che vengono elaborati con fornitura di documentazione eccetera, quindi verranno forse ricevuti a giugno. A giugno siamo a babbo morto. Certo. Filippo, Roberto ha detto una cosa che a me ha fatto un po' rabbrividire, cioè lo svendere, che non vorrei che fosse, diciamo, nel piccolo quello che potrebbe succedere all'Italia, che un po' alla volta vengono svendute. Già nel passato i maggiori brand sono andati all'estero, questo potrebbe essere, diciamo, il danno maggiore di questa pandemia, dal punto di vista economico ovviamente. Io credo che sicuramente questa pandemia è di difficile gestione per tutti, ma per dire, il Texas ieri ha tolto tutte le misure anti-Covid, quindi possono mangiare e bere nei ristoranti, non devono più avere le mascherine né all'interno né all'esterno, quindi nel mondo sta succedendo tutto e il contrario di tutto, no? Con in mezzo anche questo discorso dei vaccini. I vaccini, ricordo che dovrebbero avere tutti, non so, 1, 2, 3 anni di test, invece noi li abbiamo in 4-5 mesi, li stiamo somministrando. Non è facile. Dopo un anno in Italia stiamo ancora parlando di lockdown totale, che a un anno esatto dal lockdown totale che abbiamo già vissuto, che è stato disastroso per l'economia. Cioè qui non si rendono conto questi signori, ma se ne renderebbero conto se i parlamentari si diciamo autotassassero del 50, del 60% per essere come noi imprenditori, come Roberto, come me, per quello che sta capitando, no? E anche per i lavoratori dipendenti che hanno la cassa integrazione, che la prendono uno stipendio ridotto, ma anche con dei mesi di ritardo, perché l'altro problema è che la pagano 3-4 mesi di ritardo la cassa integrazione. E nel frattempo uno deve cercare di vivere con le proprie risorse. Quindi è una situazione grave dove probabilmente non moriremo di Covid, forse, incrociando le dita, però moriamo economicamente, perché aziende floride, belle, interessanti, storiche, speriamo di no, ma molti dovranno gettare la spugna, tanti hanno già gettato la spugna e non riapriranno più. E quando dicono riapriranno più è quando chiude un'azienda di quel tipo lì, del nostro tipo, non è che l'anno prossimo riapri, tra 2 anni riapri.
se chiudi, quando chiude un negozio è difficilissimo poi riaprire, anche perché la chiusura porta una serie di danni che non sono facili da sanare. Per quello che dico, guardate che il primo problema è questo: finché la politica non ha il problema dell'impresa privata, loro affronteranno le cose con calma, con distacco, loro Con non tanta sono, burocrazia. ecco, uno che prende 20.000 euro lordi al mese, no? E continua a prendere 20.000 euro. Allora, il presidente della Commissione europea l'anno scorso, in piena pandemia, ha speso solo di spese di rappresentanza 196.000 euro. Il Parlamento europeo spende 2 miliardi di euro l'anno, ripeto, 2 miliardi di euro l'anno, 1 miliardo e 100 solamente per pagare gli stipendi di queste persone qua. E l'anno scorso non hanno rinunciato neanche a un euro del loro. Capite che c'è qualcosa che non funziona. Certo, quando appunto non si viene toccati in prima persona, è difficile che il problema diventa proprio e sentito. Ecco, niente, abbiamo sforato i nostri 15 minuti di caffè e di colazione assieme, ma ovviamente gli argomenti trattati sono tanti e sono molto interessanti. Anzi, non abbiamo praticamente toccato niente di tutto quello che erano i dati e le notizie di oggi, ma mi faceva piacere approfondire, visto che avevamo Roberto Iseppi, quindi un imprenditore che tocca con mano tutti i giorni su uno dei temi appunto più difficili, che è quello del turismo, senza tener conto appunto di tutto l'indotto, perché attorno al Castello di Bevilacqua c'è tutta quella filiera anche che muove gli eventi, i matrimoni, che ovviamente da un anno sono fermi. Per questo, Roberto, io ti direi che se hai voglia, magari nei prossimi giorni ti chiamo, magari approfondiamo ancora un po' qualche argomento anche con te, Roberto. Volentierissimo. Ecco, allora niente, per oggi questo nostro momento di colazione insieme finisce qui. Ringrazio ancora i miei ospiti, quindi Roberto Iseppi, Filippo Pavan Bernacchi, grazie ancora a tutti. Grazie Roberto, e noi ci vediamo, per chi vuole, lunedì mattina sempre alle 7:30. Grazie e arrivederci a tutti. Okay.